La conferenza di UE è stata un evento importante per discutere che sono le azioni che sono già state fatte, ma soprattutto le azioni che si hanno di fare per portare in avanti tutte le lingue minoritarie della regione, che sono il furlano, il sloveno, il tedesco, che stanno alla fonte delle nostre specialità regionali, per la quale alla fonte anche dal sviluppo economico dal nostri territori, perché proprio la specialità regionale ci permette di intervenire all'economia, intervenire in vari settori che fanno in modo che le risorse restino qua e appunto spingerle per le esigenze che abbiamo per da buon. La giornata è stata strutturata con una parte di minore per gli interventi tecnici e il dopo di misdì perché i politici, perché naturalmente come tutte le politiche pubbliche, anche la promozione delle lingue si fonda sulle sui assi amministrativi e alle ius calcedi così.